Ed è stata presentata quest'oggi la conferenza regionale sulla lingua friulana, in programma nel pomeriggio di venerdì 5 novembre a Udine, nell'auditorium della Regione. Si tratta del momento clou dei 5 anni di legislatura per fare il punto su quanto è stato fatto e quanto ancora resta da fare con il contributo dei rappresentanti delle istituzioni, degli esperti del Comitato Tecnico Scientifico dell'Agenzia per il Friulano. Credo che la conferenza sulla lingua friulana sia un momento fondamentale prima di tutto per la difesa e il rilancio dell'identità e della specialità della nostra regione. Questo Consiglio regionale, questa amministrazione ha fatto molto negli ultimi anni sul solco di un'attività che era già partita alcuni anni fa. Penso al Teatro Stabile in lingua friulana, penso al grosso sostegno ad Arlef, alla Filologica, a tutte le associazioni culturali, un grande lavoro fatto anche dalla Chiesa per difendere, in qualche modo divulgare la lingua e farla vivere. Le cose che si possono fare in futuro sono secondo me fondamentalmente quelle di rendere la lingua attuale, cioè utilizzata dai giovani per il tempo che stiamo vivendo e quindi in qualche modo dotarla anche di terminologie che parlino alla tecnologia, alla scienza. Su questo un grande lavoro l'ha fatto il professor Strassoldo con una linea editoriale. Consigliere Emanuele Zannon, lei ha affrontato il tema della denatalità come un problema della nostra regione che si riverbera anche sulla lingua friulana, sui parlanti in friulano. Certo, questa è una delle sfide più importanti che riguardano tutte le lingue minoritarie, le minoranze in genere, e quindi anche il friulano, è quello della demografia, cioè abbiamo una popolazione che sta invecchiando e una denatalità e questo provoca, si riverbera anche sul proseguo di una lingua che ha bisogno invece di rinnovarsi continuamente, non solo dal punto di vista della trasmissione, quindi un altro problema è quello dell'omologazione, un po' che il nostro mondo comunicativo ci porta ad avere, preservare quindi la lingua, le radici, le tradizioni e la storia, ma anche attraverso appunto la trasmissione alle nuove generazioni. Ecco, è un punto fondante, quindi dobbiamo su questo fare delle profonde riflessioni e cercare appunto di trovare anche delle soluzioni.